Quando si vedono queste notizie si capisce a che punto e a che livello siamo arrivati. Il ministro Bossi che addirittura attacca l'ex presidente della regione Galan per i buchi della sanità nel Veneto. Il risultato è che possono litigare quanto vogliono Lega e PDL, hanno una responsabilità condivisa su questi buchi della sanità, oltre 1 miliardo di deficit, a pagare sarà sempre Pantalone, con il rischio di un'addizionale IRPEF che verrà addirittura applicata fino ai redditi a 8.000 euro, quindi siamo di fronte a un atteggiamento irresponsabile, un'incapacità di governo tra Lega e PDL. Non dimentichiamoci che gli ultimi 6 anni l'assessorato alla sanità è stato retto dalla Lega Nord e quindi sicuramente Bossi non può fare spallucce o accusare solo Galan, quantomeno è corresponsabile di questo buco della sanità. Peccato che a pagare saranno come al solito i cittadini, che dovranno mettere mano al portafoglio, un portafoglio che è sempre più esiguo, che è sempre più in rosso e non ci voleva l'applicazione del raddoppio dell'addizionale IRPEF e anche per i redditi fino a 8.000 euro, quindi si vanno a colpire i pensionati, i lavoratori dipendenti, si vanno a colpire i soggetti più deboli, i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, quindi questo è purtroppo il risultato di un malgoverno della Regione Veneto.